Sono partiti dalla realizzazione della loro casa di produzione, hanno capito l'importanza del gruppo e finiranno con un vero e proprio festival con tanto di premiazioni, anche se tutti vincono perché hanno partecipato ad un camp davvero speciale con protagonista assoluto il cinema. Nello specifico mi sono occupata dell'organizzazione del Cinema Camp, quindi di organizzare tutte le attività che i ragazzi stanno facendo e anche di organizzare gli eventuali contenuti che hanno imparato durante questo corso, perché comunque è strutturato in questo modo, cioè c'è sempre una parte teorica molto breve, insomma abbastanza concisa, e poi tutta la parte teorica che hanno imparato la mettono in pratica facendo delle esercitazioni. Bella storia, Cinema Camp a Chioggia è il primo laboratorio di cinema per ragazzi e ragazze delle medie e delle superiori ideato e organizzato dalla cooperativa sociale Titoli Minori, associata a Confcooperative Federsolidarietà Veneto. Il camp ha formato la fotografia, sceneggiatura e teatralità ai ragazzi coinvolti, circa una cinquantina. Siamo molto coinvolti anche noi operatori perché ci rendiamo conto che il gruppo è una grande forza, consapevoli di questo stiamo proprio realizzando 4 cortometraggi dove al 1° luglio loro potranno poi portarli davanti a una giuria di esperti che andrà a valutarli. Ci saranno diversi premi perché tutti verranno premiati, perché l'impegno c'è stato e anche il prodotto finale sarà molto interessante. Ho trovato molto intelligente, molto appunto attenta rispetto a quelli che sono appunto i bisogni emergenti post-Covid, e soprattutto ho apprezzato molto la rete che appunto Titoli Minori è riuscita a mettere insieme, come spesso sa fare, appunto mettere insieme associazioni, mettere insieme il privato, mettere insieme ovviamente l'istituzionale con l'ASL 3 e gli altri partner istituzionali, e come spesso dico, appunto parafrasando le parole di Don Milani, fare da soli è fare peccato, fare insieme invece è fare politica. Ora l'avventura sta avvolgendo al termine, ma il bagaglio di ognuno dopo questa esperienza sarà davvero ricchissimo. Abbiamo lavorato a vari fiction e ora stiamo facendo il nostro primo film tutti insieme e abbiamo fatto un bellissimo lavoro di gruppo, abbiamo trovato un gruppo molto unito e ci divertiamo un sacco insieme. Siamo partiti da un testo, volevamo fare un testo di fantascienza, però dopo era risultato troppo complicato perché non avevamo i materiali giusti, quindi siamo cominciati con l'avventura, volevamo fare alla scoperta di qualcosa, dopo abbiamo messo insieme magia come lo stregone e abbiamo fatto una roba così. È stato divertente fare le scene, abbiamo fatto tutti dei sacrifici perché ovviamente col Covid non ci si può abbracciare, le scene sono un po' limitate, però spero venga fuori veramente qualcosa di molto bello.